innervidito della viva. Dietro le case del borgo l'albero delle marene spargeva un'ombra pigra. Anche le cicale nella vampa del meriggio sonnecchiavano la siesta. Lei lo accarezzava sui capelli e con le sue labbra mi sfiorava e sottovoce svelava sospiri e segreti da nulla e ad occhi dischiusi attendeva la nostra invidia impotente che ci annebbiava lo sguardo, trattenersi e poi svanire. Mi passava tutto questo sopra l'anima stordita, lei consapevole e beffarda viveva la sua noia ancora ignota, e noi un passatempo appena umido, bisognava pure tirar sera, per quello con la gilera, per quello con la gilera. Quel caldo pomeriggio sulla riva e così lontani da lei che si vedeva un futuro già afferrato dalla mano salda di quello che passava al vespro, di quello con la gilera. Sopra l'anima stordita, lei consapevole e beffarda viveva la sua noia ancora ignota. Noi un passatempo appena umido, bisognava pure tirar sera, per quello con la gilera. Noi un passatempo appena umido, un giorno che non era cosa vera, bisognava tirar sera. Buonasera a tutti, benvenuti. Abbiamo già capito di cosa tratterà la serata, questa bellissima introduzione elettroacustica in cui questo trio, dalla denominazione francamente impronunciabile. Devi dirla, scusa, se no non fai il tuo mestiere se non la dici. Wal FMF, arabo praticamente, sono finite le vocali, comunque vuol dire with a little help no, my friend, svelato subito Lennon, McCartney, Harrison, manca solo with a little Ringo. help from my friend. Ecco, però se vi è difficile questo, come diciamo prima, c'è il sottotitolo Crumbled, che vuol proprio dire Crumbled Orchestra. ecco, incistarsi un po' sulla pronuncia. Poi ricadono nella facilità a tutti i costi con album, cioè evitando di dare un titolo alla raccolta. Una raccolta che direi sta benissimo in libreria, nonostante qua non capita così spesso di presentare i dischi, scusate, abbiamo presentato tante volte i libri musicali, i musicisti, questa sera invece presentiamo proprio un disco, questo album che è in sostanza, mi viene da dire, anche una raccolta di racconti, per cui è comunque al posto giusto. Sono tranci di vita in cui si parla delle esperienze, delle storie, di tutto quello che la vita ha portato a loro e loro vogliono condividere con noi. Questo primo pezzo era, diciamo, io direi una delle parti più importanti della vita, che
che è quello dell'amore. Poi ci saranno nelle altre stazioni, si toccheranno altri temi, perché in questo disco c'è il sociale, c'è il politico, c'è il ricordo e c'è anche la visione comunque di un mondo che tutto sommato va anche avanti e ognuno di noi può dare il proprio contributo per ragionare, fare qualcosa per renderlo migliore. Io adesso lascerei la parola a qualcuno. Se mi fai una domanda, sì. Ah, faccio una domanda. Chester, perché l'hai chiamato With a Little Help from My Friend, il tuo gruppo, che poi siete voi tre? Sì, in effetti è un gruppo un po' particolare perché sostanzialmente di noi nel disco ha suonato solo lui, perché noi abbiamo solo o cantato o composto o scritto, no? Abbiamo lasciato ai nostri amici, in questo senso With a Little Help from My Friend, perché questo disco è stato costruito insieme ad un sacco di nostri amici, musicisti, artisti, che si sono prestati per questo progetto. Sono amici di vecchissima data, alcuni, altri di giovane data, ma tutti grandi amici. Abbiamo fatto un'esperienza bellissima in dalle parti di Alessandria, un paese che si chiama Frascata, in un piccolo studio che c'era lì, no? E di lì sono passati almeno 12-15 musicisti che ci hanno aiutato per comporre per scrivere, per arrangiare queste canzoni. Ecco, questo è stato. Ed è un'esperienza che a me personalmente è rimasta nel cuore, perché ho riapprezzato veramente l'amicizia e la musica, queste due cose insieme che sono meravigliose. Vogliamo passare al secondo pezzo o passiamo al secondo chitarrista o primo inter pares chitarrista? Primo inter pares. Ma noi avevamo in mente da tempo di fare un album e sentite? E questa ci abbiamo pensato qualche anno. Poi alla fine, continuando a sentire gli altri che cantano nei dischi, a un certo punto ci è venuto voglia anche a noi di sentirci cantare nei dischi. E allora insieme abbiamo affrontato questa avventura. I Numantini avevano già prodotto un disco, Save the Date, per conto loro, e Chester non è la prima esperienza. Per me invece è stata la prima, è molto bella. Ecco, dicevamo allora, Chester ha suonato nei Numantini, è stato ed è ancora un animatore culturale, presidente del consiglio comunale, è una realtà. Ivo Rabolini invece da anni vive nel Veronese ed è un affermato e apprezzato attore di teatro. Per quanto riguarda Alberto Mazzenzana, che non ha il microfono, ci dirà lui invece i suoi trascorsi. I miei trascorsi, no, sono tremendi. Vabbè, intanto i Numantini, perché qui c'è un'anima Legnano, no? Siamo tutti, chi non li conosce, e quindi attualmente ancora milito nei Numantini, mentre Chester era il Numantino di vecchia data, pure Ivo invece sono entrato dopo. No, invece volevo dire, intanto c'ha un senso che si chiami album, questo album. Scusate, ma il calemburo sono belli per quello, perché sono una raccolta di musiche che hanno composto negli anni e sono quasi delle fotografie di momenti, sia loro, vi parlo di loro perché sono musiche che hanno composto loro, momenti, sensazioni che hanno vissuto loro nella vita. Io sono stato tirato dentro, dico la verità, così, per il Pavero, perché ho detto, ma dobbiamo fare questa cosa qua, c'è il mio amico lì, andiamo a vedere, insomma mi hanno ingolosito, ho detto vabbè, no, vengo a vedere, sai quelle cose, ti vengo a vedere e poi la sposi, finisce così. Però anche a me è piaciuto molto, infatti sono innamoratissimo di tutti questi pezzi e devo dire che ci abbiamo lavorato tanto per dargli come dire, perché le storie, la musica c'è, però anche attraverso l'arrangiamento, attraverso l'uso degli strumenti abbiamo tentato di dare un significato a quello che
che si andava raccontando, sia con la musica che con le parole. E speriamo di esserci riusciti. Poi c'è qualcuno che dice ma è un disco, sono canzoni un po' anche come arrangiamenti, riecheggiano molto gli anni 70, effettivamente è così, è inutile che ci raccontiamo, siamo figli di questa cosa, ma anche orgogliosi figli di questo periodo, perché io francamente non saprei fare nulla di quello che c'è in questo momento nel mercato pop della musica, ma proprio perché non mi prende. E secondo me c'è un sacco di gente che ancora sta aspettando cose come le nostre, secondo me. Tatum? Tocco, aspetta. Basso numero 1, basso numero 2. Aspetta di attaccare, vedi. Il secondo pezzo si chiama? I deserti della Persia. E se n'è andato via lontano, chi lo sa, alzi la mano, via lontano, via lontano, chi lo sa, riportatemelo qua, via lontano, non lo so, via lontano me ne andrò, via lontano, via lontano, via lontano, via lontano, via lontano me ne andrò.
Ivo, questa l'hai scritta tu? Sì, l'ho scritta io. Sì. Ecco, perché oltre ad andare in quel di Verona, lui è stato tanti anni anche in Persia e magari ti ha ispirato. Ci dici qualcosa in merito su questo deserto della Persia? Sì, la Persia è un'immagine, la Persia è una fantasia, la Persia è una realtà, la Persia è una meraviglia che rimane dentro. Chi c'è stato lo sa e non riesce più a staccarsi. Non sono solo i monumenti, ma sono le persone, l'anima della gente. L'anima della gente non vi lascia mai, sono gente molto accogliente. In questo caso però è post-Persia, perché questo cavaliere veniva dai deserti della Persia e dalle giungle dentro sé e si è andato a impiantare in questo posto dove c'era la neve e la sella sulla neve, eccetera. Un momento di vita. Ecco, un'esperienza da cui Ivo ha tratto ulteriore ispirazione per il suo romanzo che si chiama Collisioni, che si svolge appunto in quelle terre con legami poi in tutto il mondo, ramificazioni in quello che sta succedendo oggi di questi tempi, ma a partire anche lì da questa sua esperienza che evidentemente l'ha toccato molto per gli anni che ha passato. Io dicevo Iran, ma lui giustamente dice Persia. No, Iran è un nome recente, Iran è stato nominato negli anni 20, è stato chiamato negli anni 20, comunque la terra degli iranici o degli ariani. Ma torniamo più vicini a noi col prossimo pezzo, Cesare. Questo pezzo si intitola Confine, poi a voi riconoscere nel caso cosa sia questo confine dove si collochi qui a Legnano. Confine Oltre il confine della ferrovia c'è un posto che immagina e che il tempo non porterà via. C'è il vecchio pensionato che viene lì per tirar sera e c'è il solito scoppiato e i fiori blu sulla ringhiera e Vittorio fuma e fa il caffè, Federica che cucina. Questa sera cosa c'è? C'è che si farà mattina. E la musica, che musica, ti accompagno ovunque sei, è presenza quasi fisica, batte il tempo dei tuoi guai. Lei ti guarda e ti sorride, sarà il posto chi lo sa, dentro senti come un brivido, una birra e poi si va. Oltre il confine della ferrovia c'è un posto che affascina e che il tempo non porterà via. Qui si sente la politica, qui si sente l'energia, discussione filosofica tra il lambrusco e l'anarchia. Qui ci vivi con passione, che sia riso o dolore, cambia il vento direzione, ma non appassisce il fiore. Ogni tavolo è una storia, le avventure della vita, le conosci ormai a memoria e qualcuna è già finita. È una strada che ti porta verso il sogno e l'utopia. Chi cantò Pietà è morta, chi abbracciò la fantasia. Oltre il confine della ferrovia c'è un posto che chiama e che il tempo non porterà via. Oltre il confine della ferrovia c'è un posto che immagina e che il tempo
porterà via. Avete indovinato che posto è, non era così difficile. Ecco, diciamo che il cammino di questo disco si snoda tra le realtà di vita vissuta, i sogni. Il prossimo pezzo invece andiamo nelle strade, nelle piazze, nelle stazioni. Beh sì, adesso il brano di prima è un brano in cui c'è dentro, per me che l'ho scritta, c'è dentro tutto l'amore che ho portato per questo luogo, che è stato davvero un luogo di formazione, è stato un luogo di cultura, è stato un luogo di aggregazione, e devo dire che credo che come per me sia stato un momento di formazione per tante altre persone qui nella nostra città. Ovviamente in quella fase si attraversarono anche dei momenti molto difficili, perché allora il tema della droga, dell'eroina era davvero una cosa pesantissima. Siamo riusciti allora, la squadra che in qualche modo gestiva, a superare anche questi momenti così difficili e a dare un'impronta davvero di cultura, oserei dire alta, no? in questo luogo. E quindi in questa canzone io cerco proprio di mettere tutto questo amore che ho sempre portato per questo luogo. Dell'altra canzone che vorremmo cantare adesso, però è meglio che ne parli Ivo, perché la canzone l'ho composta io musicalmente, ma il testo l'ha messo Ivo, e quindi le emozioni, le sensazioni che ci sono qua dentro sono emozioni sue. Beh, è nata a Belgrado, c'è la strada principale che si chiama... Per capire la nostra differenziazione faccio di Legnano, lui fa della Persia, Belgrado, adesso non è finita ancora. Perché... Tu dove sei andato? Io Tu vivi a Milano. vivo a Milano in un'altra dimensione. Sì, questa via Mihailova è quella che taglia tutta Belgrado principalmente, va fino al castello e al parco. E quindi mi trovavo in un caffè e vedevo la gente passare, vedevo le persone, ne scrutavo... Anche le ragazze, né? Sì, quella è un'altra poesia, ce n'è una apposta sulle ragazze, invece questa diciamo che è più generale. E provavo questa sensazione di affetto per questa energia che veniva da questo passeggiare. Lo stesso l'energia che si trova negli aeroporti o nelle stazioni. Confesso che, essendo un viaggiatore stagionato, ma ogni volta che entro in una stazione o entro in un aeroporto, il sangue mi circola molto più velocemente, qualche cosa vorrà pur dire, e quindi amo gli aeroporti. Sono luoghi non luoghi di solito, no? No, sono luoghi. Ok, E basta si chiama, si intitola E basta. Amo gli aeroporti, le stazioni ferroviarie degli autobus, la gente che corre, gli anziani smarriti e lenti, i mercati all'aperto con i guanti di lana d'inverno, i viali alberati e il centro città senza traffico, i ponti pedonali, i giardinetti, i caffè con i tavolini fuori, le librerie minuscole e il silenzio delle biblioteche. Amo tutti i colori degli occhi, dei tuoi occhi, tutti i colori degli occhi. Amo le piazze importanti e le piazzette fuori mano, i
passi svelti di chi si muove con energia. La luce dell'alba è quella del pomeriggio, i passi lenti e pensosi di chi ha sapore inselciato, le risate allegre e i sussurri, i sorrisi dolci e quelli complici, le labbra imbronciate o socchiuse. Amo tutti i colori degli occhi, dei tuoi occhi, tutti i colori degli occhi. Avrà sempre 3 fiammiferi in tasca per le notti scure, ma quando illuminerò solo il buio mi lascerò bruciare. E basta. E basta. Amo tutti i colori degli occhi, dei tuoi occhi, tutti i colori degli occhi, dei tuoi occhi, tutti i colori degli occhi, dei tuoi occhi, tutti i colori degli occhi. Non c'è l'accordo finale. L'omaggio a Prévert non è che non ho voluto portargli via, sia un omaggio voluto, è un poeta della nostra Questo è gioventù. 45 giri dell'album. Bene, Posso dire una ma cosa? c'è qualche domanda? Ecco, tanto così per... La dico subito io perché È una domanda o è un discorso? È una domanda. Bene, è una domanda. Sintetica. Lo perché sentite? sentite quelle quali Sì, cose sì, che sì. si dicono. Vai Celeste. No, perché Come devo vuoi, andare vai. perché c'è il cineforum, per quello anche devo andare, volevo dire una cosa che sono, vabbè, tanto come si sente, sono le mie impressioni. Che dopo tanto tempo che ci conosciamo, voglio dire, potevo venire qua e dire, adesso li sentivo così, cioè, visto tutti gli anni che... Invece c'è una cosa che ho scoperto e che mi piace tanto in queste canzoni, Oltre il confine è questo qua, che è quello del superamento che danno dell'autobiografismo. Come nei film, un film quando rimane solo autobiografico, rimane solo per quella persona lì e non diventa mai arte, adesso non sto usando una parola alta, ma la dico per esprimere il concetto. Quando invece, come tutti i grandi registi, si supera l'autobiografismo e quello che ci è successo lo si tramuta in un qualcosa che vale per tutti coloro che hanno vissuto una certa vita attraverso tutto quello che erano le ideologie, le illusioni, le disillusioni, i nostri periodi, quando si riesce a esprimere che diventa universale, allora quello è una cosa che commuove veramente, perché ci si sente dentro. Ecco, in queste 3 canzoni io purtroppo devo andare via perché c'è il cinefono stasera, mi avete dato questo e volevo dirlo prima di andare via, che è andato oltre l'autobiografismo. Grazie, abbiamo una nuova recensione. Prendere uno strumento. È uno strumento importante. Adesso ci sono dei cambi di strumentazione qui che per la prossima sarà davvero, se lo trovo, perché è sempre, il ragazzo è sempre un po' distratto. Beh, il prossimo pezzo sarà, posso dire una filastrocca, Ivo? Ma puoi dire, sì, puoi dirla, No. puoi dirla. È più una canzone d'osteria, no? Sì, è una canzone d'osteria, sì. Un ritratto, un ritratto Un ritratto di uno qualunque, di Sì. diverse persone che si trovano in osteria. che però si chiama Il Quale. Il quale perché sì, il quale, la quale, il quale. Dai? E qui adesso
bisogna fare un salto proprio, no? Perché Sì. si va tutti in un altro mondo. Però sono i nostri mondi, sono quelli che abbiamo vissuto, e quindi anche questo ci sta. L'osteria parla per te. Radio te. Lui fa gli aperitivi. Aveva un naso lungo lungo che arrivava in basso quasi fino ai piedi e la cravatta stretta stretta un poco fuori moda, sporca di vignette. Cercava in lungo, in largo, in basso, in alto, sotto, sopra, insomma così via, di fare il filo a quella bionda che serviva il pranzo nella trattoria, la quale aveva un'aria intellettuale, forse un po' svagato pure giù di lì, quando portava i piatti di cazzuola ai muratori ogni mezzodì e provocava occhiate losche col suo grembiulino corto di cotone, ma lei languiva invece per quel tipo che beveva solo lì al bancone, il quale aveva tutto in mente, tutto tranne che filare quella bionda lì. Da quando aveva chiuso spesso di strusciare i viali come travestì, voleva la sua vita indietro con un uomo vero e poi volare via, e il tipo col nasone gli piaceva e lo seguiva fino in trattoria. E allora il quale che segue la quale, che a sua volta chiede il quale in trattoria, il quale che sospira solo per un altro quale che non sa chi sia, viaggiamo in mezzo ad una folla di spintori odori, ma se viene sera siamo sempre soli con noi stessi, il nostro desiderio quasi mai si avvera, siamo sempre soli con noi stessi, il nostro desiderio quasi mai si avvera. Siccome poi ci hai detto che le canzoni qui saranno un tot e quelle nel disco sono un altro tot, chi vuole di voi ci faccia una panoramica generale prima di quello che sarà l'ultimo pezzo che farete, per poi sentire cosa ci dicono gli ascoltatori. Beh, i pezzi che avete... Cesare, scusa, innanzitutto tu hai parlato Parlo- di orchestra, Ah. ci dici anche chi sono questi musicisti? Sì, beh, sono scritti nel retro della copertina. Comunque in particolare abbiamo lavorato con un grandissimo chitarrista che si chiama Beppe Amato, molto bravo, che come vedete la chitarra è molto presente nei brani, no? Perché abbiamo dato molto spazio a lui proprio per la sua bravura, ma soprattutto perché è entrato subito in sintonia con noi e quando se sentirete i brani vedrete che davvero gli assoli di chitarra, le presenze della chitarra sono proprio dentro nel sentiment delle singole canzoni. Abbiamo lavorato bene anche molto con Lorenzo Leddi, polistrumentista, quindi ha suonato tastiere, mandoloncello, mandolino, chitarra elettrica, violoncello, soprattutto violoncello. Lorenzo Leddi è un musicista amico di vecchia data, perché proviene anche lui dalla cooperativa L'Orchestra, che è una cooperativa degli anni '80 sostanzialmente milanese di musicisti indipendenti, tra i quali anche ricordo gli Stormy Six e il gruppo folk internazionale, quello di Monio Vadia, e lui appunto ci ha prestato oltre che la sua musica anche la sua casa, no? Perché ci fermavamo lì a dormire sostanzialmente. Ecco, questa cosa è importante. Abbiamo sempre lavorato durante i fine settimana, non abbiamo mai tolto niente al nostro lavoro, lo dico qui perché è importante dire questa cosa qui. A Legnano è importante dire questo per me, non abbiamo tolto niente al nostro lavoro, abbiamo sempre fatto nei fine settimana. Vedo qualcuno che sorride. Ecco, è stato un lavoro lungo, oltre a questi siamo andati avanti oltre un anno, perché lavorando solo nei fine settimana è chiaro che la cosa diventa, non tutti anche. Quindi Lorenzo Leddi, Beppe Amato, poi un tecnico del suono incredibile che è Andrea Imelio, e poi altri ancora tantissimi che hanno magari suonato per un pezzo solo, ma è stato la batteria di Alessandro Chiddemi, insomma, poi ci sono dentro altri saxofoni, altri strumenti ancora, quindi è molto variegato. E poi c'è anche un coro. Sì.
c'è il coro della Val Curone, no? Che canta un pezzo di una canzone che abbiamo fatto, una canzone secondo me molto importante, perché dà anche quel pezzo di militanza politica che è un po' dentro nelle nostre corde, nelle nostre radici, no? È una canzone che racconta di un fatto che resterà nella storia per la sua crudeltà, per la sua ferocia, che è appunto i fatti di Genova del 2001 nell'occasione del G8, no? Quando ci fu il pezzo si chiama Mani, sì, Mani, sì. È stato scritto il testo è scritto da me e la musica è stata composta da Ivo. Ecco, anche vedere un fatto pesante, pur nella sua importanza come quello di Genova, e saperlo esprimere con le mani è un guardare avanti. Sì, io ricordo che ai tempi, quando mi venne in mente questo testo, era perché proprio ricordavo alcune immagini. Io non ho partecipato a quella manifestazione, però vedevo alcune immagini di questi ragazzi con le mani alzate, no? E quindi dipinte di bianco. E quindi da lì ho pensato che dalle mani poteva discendere tante cose, perché le mani potevano essere le mani dei manifestanti, ma potevano essere anche le mani dei politici che si aggiustano le cravatte, ma potevano essere anche le mani dei poliziotti che pestavano i ragazzi, no? Quindi ecco, da queste mani è venuto fuori, e anche la speranza, perché se tu stringi la mano ad un altro è anche una speranza di amicizia, una speranza di futuro. Che non a caso viene espressa dal coro. E non a caso viene espressa dal coro, che un po' richiama questo senso di fratellanza, ecco, che ci deve essere tra le persone, soprattutto dopo fatti di quel genere. Ecco, questo è una reazione giusta ai fatti di quel genere. Ecco, questo è un po'. Altre canzoni che ci sono all'interno sono canzoni che sono un po', alcune sono delle dediche fatte, almeno io in particolare ho dedicato delle canzoni, le mie 4, quelle che ho scritto io, perché il disco è composto così, sono 4 canzoni scritte tutte da me, 4 canzoni scritte tutte da Ivo e 4 che abbiamo scritto insieme. Abbiamo fatto questa. Le mie 4 sono sostanzialmente tutte dediche, perché una è dedicata a Circolone, per l'appunto, un'altra quella che andremo a cantare adesso, scopriremo a chi è dedicato, e poi ci sono due dediche più personali, che sono una a mia moglie e uno a mia figlia, però trattando il tema, insomma, cercando di cogliere quelle piccole cose che in un rapporto, insomma, sono significative, no? Nel senso che da una parte ci possono essere raccontare dei piccoli momenti di felicità, come dice il grande Francesco Piccolo, dei piccoli momenti di felicità che in qualche modo significano l'amore. Ecco, è un po' questo. Anche della me è una piccola ragione d'allegria. Per cui, e invece con la canzone dedicata a mia figlia, invece tratta un po' il tema del distacco, perché è sempre difficile distaccarsi dai figli quando diventano grandi, questo è un po' il dato. Invece, ecco, queste sono le canzoni che non sentirete questa sera, ma ci sono nel disco. C'è poi una canzone un po' cerebrale, no? Che è l'ultima, che si chiama Certamen. Però Certamen abbiamo dovuto dargli un altro sottotitolo, che è Tempo al tempo, l'ha scritta lui, quindi ogni tanto ci dà dentro su questi testi qui. Ed è un po' una corsa contro il tempo, in qualche modo, no? Che è viaggia un po' in questi. Con un vincitore che potete immaginarvi. Ecco, questo, poi non so se ne ho dimenticata qualcuna ancora. Il Ticket to Ride. Ah, ecco, c'è il Ticket to Ride. Lì si vede proprio la fonte, l'origine. Sì, è una canzone, anche quella, cioè diciamo, com'è che si chiama l'ultima canzone che ha visto a Sanremo? Balorda nostalgia, no? Ecco, Balorda nostalgia. Qui c'è un po' di nostalgia, non è balorda, ma è opportuna, diciamo, che proprio ci vuole quel tipo di nostalgia. Ed è appunto, va alla ricerca delle nostre radici musicali in qualche modo, è una canzone che racconta queste cose. Però non è una menata. Non è una menata, no. Non c'è niente altro. Devo rassicurare a questo caso. Ecco, questo è.
possiamo passare all'ultimo pezzo. Va bene, allora andiamo all'ultimo pezzo. Che si intitola? Vuoi aggiungere qualcosa? Una città. Questa città. Una qualsiasi, non Questa, questa, no, se no questa, uno, se sì. no uno capisce subito. Si intitola così, io mi sono mica nato a Legnano. Ah beh. Allora. Lontano grida la sirena, tossisce la ciminiera e senti il telaio come trema. E lei che alza la testa, che non perdona e che combatte. E il 25 aprile è festa. È come tagliata dalla ferrovia, dalle strade antiche, dal fiume, che tutto il male si porta via. Pallida figlia del passato, delle fabbriche ferite, stanze vuote dove il tempo si è fermato. E tu che abiti qui, che conosci ogni albero, ogni mattone, e tu che abiti qui, tra speranza e rassegnazione, questa città che apre le braccia, questa città con poca memoria, questa città che a volte si arrende ma poi si riprende, questa città è un libro di storia, questa città è un libro di storia, questa città è un libro di storia. Che ride, che borbotta, si traveste, scappa dai cortili perché ogni giorno è una lotta, rapita come un bimbo ascolta la favola di quell'Alberto, fantastico guerriero di una volta. Poi guarda quella pelle scura, si fa il segno della croce, alza le spalle e nasconde la paura, e presto sogna di partire per un nuovo viaggio, per un pezzo di futuro tutto da inventare, e presto sogna di partire per un nuovo viaggio, per un pezzo di futuro tutto da inventare. Grazie. Avete capito che si tratta di Boffalola, vero? Ecco. Allora, o gli chiedete il bis o gli fate le domande. No, bis no, per favore, che non sappiamo più neanche. Posso fare sentire? Ci sono due domande, non ho visto chi ha alzato la mano per primo, però vabbè. Andiamo in ordine alfabetico? Per giovinezza. Andiamo per età. Per età. Io ho ascoltato il video che ho ricevuto cortesemente da voi e l'ho fatto sentire a mia nipote ha 22 anni, no? E ha un senso artistico, una chitarra, un senso artistico direi abbastanza spinto, e a un certo punto ha individuato dalla sua giovinezza dei richiami della musica dei nostri tempi. E poi mi ha detto, poi c'è il contributo anche probabilmente dell'intelligenza artificiale. Io ho sgranato le orecchie, no? Ho sgranato gli occhi, e se non ho letto male nei titoli di coda c'è proprio scritto anche che c'è questo tipo di contributo. O è travegole o è realtà. È vero, lo confessiamo, è fatto tutto con l'intelligenza artificiale, tutto.
No, non so dove tu hai, credo che hai una copia apocrifa magari qualche hacker. No, io risolvo il mistero, perché gli ho mandato un video con una mia poesia che ho rielaborato con l'intelligenza artificiale, ma come arrangiamento, non come musica. Io ho dato la musica, che però non è in questo disco. Infatti io nel disco è stato assolutamente analogico, non c'è niente di... no, ti avevo mandato quello perché avevo usato una mia poesia, poi ho usato un sistema con l'intelligenza artificiale, gli ho dato la musica e gli ho chiesto di fare un arrangiamento di un certo tipo, ho usato in quel senso, ma assolutamente né in questo disco non c'è nulla a che vedere di tutto questo smettiamo totalmente. Assolutamente, non c'è nessuna intelligenza. Sì, non è possibile. L'intelligenza tante volte non serve. Là indietro c'è, credo ho visto un amico. Ho visto un re. Ho visto un re. La mia domanda è brutale, mi scuso con tutti. Si può cantare il dolore? Allora, certo che si può cantare, intendo dire, si può cantare il dolore con il vostro approccio alla musica, che mi sembra abbastanza particolare, abbastanza fuori dalle righe, no? Dalla norma. Specifico. Dolore vuol dire tante cose. La perdita prematura di persone care, un bilancio fallimentare della vita, la paura di non saper gestire una malattia, la solitudine. E qui mi fermo perché sennò, vabbè, ok, andiamo al GPS direttamente. Diciamo che come gruppo abbiamo sempre avuto un rapporto ottimista con la musica e con le canzoni. Questo non significa non riconoscere che nella vita c'è il dolore, non significa riconoscere che in ciascuno di noi c'è una parte di dolore, una parte di avventure o disavventure che ci hanno colpito, no? Però io penso, non abbiamo mai parlato di questa cosa qui, no? Però io penso che noi cerchiamo sempre di essere nei confronti di chi ci ascolta positivi, no? Cerchiamo di dare sempre un senso anche di leggerezza alle cose, nonostante le cose che diciamo sono attenzione, come dicevamo prima con Massimo, leggerezza non vuol dire stupidaggine, no? Superficialità, vuol dire affrontare con positività le cose e cercare sempre di trovare delle soluzioni, ecco, non fermarsi alle difficoltà. Quindi questo certo non è mica facile, perché dipende anche dalle persone, dal carattere. Noi, per restare nell'ambito della musica, abbiamo sempre cercato di dare nelle nostre musiche, nelle nostre canzoni, questa modalità di capire che insomma c'è sempre un futuro che può essere più bello del passato, ecco, un po' così. E poi tra l'altro, voglio dire, il nostro passato è sempre di canzone militante, no? Che dentro di sé aveva comunque sempre dentro la speranza per un futuro migliore, sempre in ogni caso, no? Qualunque canzone, anche quella che parlava del disastro nelle miniere dell'Inghilterra, così, comunque dentro c'era sempre un prendere coscienza che si può migliorare la vita. Sì, diciamo che è la canzone forse più intimista di questo set, di questo album, quella che si chiama La mia canzone, che è un brano testamento, diciamo, dove si riflette su quello che può essere il termine di un'esistenza, ma non nel senso autoflagellatore, ecco, sì. Infatti si fa riferimento anche a un paio di poeti piuttosto importanti come Raymond Carver e Emily Dickinson. Altre potreste fare una canzone, domande? Continuiamo. No, beh, canzone Avete finito? Abbiamo finito il repertorio. Possiamo dare dei suggerimenti? Ancora. No, basta.
direi che... non è possibile. Vabbè, dai. È possibile che abbiate finito. Ah no, però Però non è facile per chi già- non le ha preparate metterle, cioè, poi le... Pensare va molto bene. Cosa ha detto? No, dammi un attimo che dico. Intanto... Cosa avevi detto, Salvatore? Che improvvisare va molto bene. Poi volevo dire che è interessante Con le parole è facile improvvisare, con la musica un non po' tanto io una voce che si sente. Stentore. I 20 anni di preside sono che lasciano il segno. Sì. Se voglio dire che mi ha colpito l'intervento di prima, perché evidentemente poi ognuno di noi mette quello che è dentro l'ascolto. Io non ci ho affatto visto il dolore in quello che voi... Io ho vissuto, credo per qui dentro di essere il più vecchio di tutti, ho vissuto quel periodo che comunque è un periodo straordinario della storia d'Italia, con tutti i drammi, no? Che si è portato dietro. E allora ripensare, mi è piaciuto molto l'idea di chiamare Persia, la Persia, quella che anche per me è ancora Persia, anche se oggi la chiamano Guida, no? Totò di Revane, così. Quindi voglio dire, mi è piaciuta sta cosa che poi ognuno di noi legge la musica, le parole, mettendo dentro tutto se stesso. E qui magari siamo in 35, sono 35 modi diversi di intendere. Quindi volevo dire che siete stati bravissimi, complimenti di questo, però un'altra canzone la vorrei sentire, anche se non l'avete preparata. Prima sentiamo Luciano. Io volevo dire solo dare un'informazione, niente di che. A parte invitarvi a faccio io lo sponsor adesso, no? A prendere l'album perché è veramente bello. Per sentirli poi dal vivo tenete conto che c'è tutto luglio al Circolo Il Salice, adesso dovremo metterci d'accordo con le date, ma già sono stati cooptati dall'organizzatore della stagione estiva, quindi potrete sentirli. Se siete pitocchi e non comprate il disco stasera potrete spendere di più venendo quella sera a mangiare e ascoltare i Wolf of my friends. Seguiteci e seguiteli. Allora ho ascoltato per un bis. Facciamo preziosi. Fanno impressione. No, ripeto, non è facile, giustamente siamo in una libreria, presentiamo un disco, loro hanno messo un cartellone questi 6 pezzi, poi come giustamente dice Luciano saranno in concerto al Salice e lì chiaramente li vedremo in una dimensione più ampia. Se ci sono invece altre domande, stasera sono un po' taciturni, ma di solito... Noi? Sì. No, se vuoi parliamo, io aspettavo che dicessero loro. Arriva Massimo? No. Ti ho visto... Poi ti dico un'impressione, ma non è mica... No, ti porto per il microfono. No, mi sono solo spostato. Ah, no, niente. Io poi, esatto. Ma visto che avevo capito, cioè proprio... Però, volentieri. No, nel senso che io posso dire... Stai. Non vuoi farti vedere? No, io quello che mi colpisce quando mi capita di trovarmi in situazioni simili a questa è l'infinito amore, l'infinita passione sconfinata che delle persone, non dei ragazzi in cerca di gloria, ecco, detto così, mettono in quello che fanno. Io trovo queste cose meravigliose e quindi io vi faccio arrivare i miei complimenti se la cosa può interessarvi. Ho sentito degli echi, mi è piaciuta molto la canzone quella su Belgrado, se non ho capito male, perché ho visto anche dei riferimenti della costruzione melodica molto di primo battiato che mi intriga molto. Era tu questo. Bene, allora t'ho sgamato lì su Franco. No, è un complimento ovviamente da questo punto di vista, che non è facile. E poi è bella come cosa, spiace sempre che questa cosa
ma è un destino che si ha, che questa cosa appartenga parecchio a una generazione, quindi non ci sia un salto generazionale. Penso che abbiamo vissuto gli ultimi 20 anni in cui questo scollamento a livello di generazioni, anche rispetto alla musica di qualità, la musica d'autore, non ha precedenti. Poi voi fate riferimenti espliciti che io peraltro condivido, pur avendo qualche anno in meno rispetto a quello che è stato realmente il ventennio magico della musica contemporanea, che sono gli anni 60 e anni 70, che hanno segnato le strade maestre per tutti quelli che sono venuti dopo. Non c'è niente di... è giocare a carte scoperte, ma questo succede in tanti campi, che ci sono dei momenti, no? Dei periodi che segnano poi, cioè il Rinascimento durato qualche decennio, ha segnato 500 anni dopo, no? Per dire. Quindi io apprezzo molto questa adesione, questo essere fuori dal tempo, fuori dagli schemi e sentirsi figli, fratelli di un ventennio, di un periodo meraviglioso, micidiale per quanto riguarda la musica. Finisco qui, basta, grazie. No. Non dire ventennio, è la parola ventennio che non funziona. 2 decenni, okay. Per cui basta, grazie a voi, complimenti. A presto. Grazie Massimo. Che dire, allora, questi ragazzi che abbiamo di fronte riescono sempre a stupire in qualsiasi cosa che facciano. Io conosco Chester ormai da parecchi anni, conosco anche Ivo, un po' meno, ma semplicemente perché lui abita lontano, con Chester ci vediamo spesso, e devo dire che ogni volta che fanno qualcosa riescono sempre a stupire. Li ho trovati prima come scrittori, ho letto Collisioni, un romanzo bellissimo che vi consiglio di leggere perché è scritto veramente in un modo incredibile. Ho letto i 2 libri di Chester, il primo autobiografico è molto interessante, il secondo un giallo ambientato qui a Legnano, anche questi vi consiglio di leggere, sono scritti veramente bene. E tu dici, sono dei bravi scrittori, e adesso arrivano con questo disco. Che le linee melodiche e armoniche le avete sentite, sono bellissime, i testi sono molto poetici, e poi l'entusiasmo con cui loro hanno portato avanti questo lavoro, perché io ho avuto il privilegio di sentire da Chester le prime tracce un anno fa, e mi ha mandato i vagiti della sala di incisione, e da quel momento a quando è uscito il disco ho seguito tutta l'evoluzione della produzione, e fare un disco è una cosa molto complicata, bisogna spenderci dentro tanto tempo. Loro l'hanno fatto, come diceva prima, nei ritagli di tempo, sempre con la stessa passione, sempre con lo stesso entusiasmo, viaggiare, andare fino a Tortona, tornare tutte le volte. Complimenti, e devo dire siete veramente bravissimi, che vi devo dire. Mi aspettavo una domanda, però vabbè, niente. Non ho domande perché... Sono tutte recensioni queste qui. Sono una recensione multipla. Vabbè, non è che dobbiamo tirare la corda del violino intanto. No, anche perché adesso poi acquisterete il disco, ve lo farete firmare dai musicisti e cantautori. Io intanto, prima di chiudere, vi invito a continuare a frequentare la libreria, prima di tutto per acquistare libri, perché fa sempre bene a voi e a situazioni che diventa sempre più complicato tenere in piedi. Il mio libro Collisioni è in vendita qui, tra l'altro. Quello, trovate anche quello. Il mio no, perché la casa editrice è fallita. No, non è esaurito. Io sono esaurito, che non riesco a stampare il libro. E vi volevo preannunciare i prossimi eventi. Già domani Anna Landini presenta con Irina Borgogna il suo libro Il disordine, delle edizioni Effetto. Venerdì Sabrina Zuccato presenta il suo libro La levatrice di Naghirev, edito da Marsiglio.
Giovedì prossimo, giovedì 20, Cristiana La Capria presenta con Simona Bartolozzo il suo libro Come un pulcino delle edizioni CN, e giovedì 27 abbiamo il terzo appuntamento con la rassegna curata come tutti gli anni da Gianni Vacchelli. Quest'anno la rassegna è intitolata Ripensare il mondo, pace, nuove visioni in tempi bellici. E giovedì 27 il terzo appuntamento di questi percorsi di lettura in libreria è dedicato a Francesco e Dante, una vita integra di ardore e pace. Tutti gli incontri sono alle ore 21 e li trovate riassunti nel volantino che c'è. Io vi ringrazio ancora della vostra partecipazione. Non succede mai niente in libreria, Io mai. Benissimo, ringrazio il pubblico, ringrazio gli amici della E il ruolo fondatore.